È da un po' di tempo che io sto passando poco tempo sui social, quindi non sono sempre al passo con le cose che succedono, ma ci sono stati due eventi che tra l'altro sono collegatissimi tra di loro e sono quelli che vi faccio vedere molto velocemente. Però non mi faccio incazzare! Metta sei! Chi è che comanda? Chi è che comanda? E alla fine di questi due video l'unica cosa che ti viene da dire è solamente che schifo. Giusto, ci troveremo d'accordo con questo. Io ricordo che quando andavo, e molte persone diranno pure ma sono altri tempi eccetera eccetera, facetevi fatto gusto. Però io ricordo che quando andavo a scuola ovviamente tutti i professori ti stavano sul cazzo. È una cosa pure un po' normale che durante la scuola c'è una sorta di rifiuto della scuola stessa e allo stesso momento si odiano i professori e si dice che li odio, Anna Muria e cose simili. Ma vi posso assicurare che una volta terminate le scuole il ricordo più bello forse della vita è proprio la scuola stessa. Io ho avuto un professore di fisica che mi ha praticamente rimandato per 2 anni consecutivamente, che purtroppo venne a mancare l'estate successiva al secondo anno che mi rimandò praticamente. Era il professor De Martino e vi posso assicurare che apprendere la notizia della sua morte non fu una cosa bella e ancora oggi lo ricordo con tantissimo affetto e rimpiango tante volte di non essere stato abbastanza intelligente da ascoltarlo quella volta in più, sai quando dice mannaccio cazzo, l'era sta a sentire. Come ricordo il professor Zoino, che forse è il professore più bello di tutti i tempi che abbia mai conosciuto, una persona, il professore proprio perfetto per gli alunni di oggi, ecco, perché la maggior parte dei professori sono tante volte old school. La scuola stessa ormai è un'istituzione vecchia, però io ricordo che qualche volta ho avuto qualche battibecco con qualche professore, perché io sono abbastanza testardo, mi impunto sulle cose, quindi mi capitava di discutere con i professori e quando tornavo a casa e lo raccontavo a mia mamma buscava. In precedenza io ho parlato di Francesco Nozzolino e di quanto sia stato brutto il gesto che è stato rivolto nei suoi confronti, ma questo non è da meno e tante persone sostengono il fatto che alla violenza non si risponde con violenza. Attenzione, little point, perché in questo caso la violenza dovrebbe funzionare? Ripeto ancora il detto che io adoro: Maz e Panel fanno i figli belle, Panel senza Maz fanno i figli pazz. È vero, un genitore non deve aver paura e ci azzeccano quattro figli, non deve aver paura di dargli torto, perché ancora una volta ci ritroviamo davanti a dei ragazzi che hanno assolutamente le loro colpe, come ce l'ha la società di oggi, ma soprattutto vengono da un contesto familiare che sicuramente non segue questi ragazzini e che li induce a essere dei bulli nei confronti di un professore. Per me sta cosa è inimmaginabile, perché un professore, per quanto possa essere rompiscatole, per quanto nel periodo della scuola, come dicevo, c'è un rifiuto proprio verso i professori e verso la scuola, è un essere umano, porca puttana. Potrebbe essere vostro zio o ancora di più potrebbe essere vostro padre che va a lavorare e che magari quattro capicazz si permettono di insultarlo, di dire chi comanda, chi non comanda. Fratello, ma tu non comanda manchi in docesse, secondo me. Perdonatemi se io ancora una volta continuo a dare la colpa ai genitori. Forse semplicemente perché la mia esperienza di vita mi ha portato ad avere dei genitori presenti che quando dovevano darmi uno schiaffo e farmi saltare i denti per capire che una cosa non si fa, l'hanno fatto, e io oggi mi ritrovo ad avere il pieno rispetto in ogni tipo di persona, chi conosco, chi non conosco, giovane, anziano o animale. Sono veramente schifato da quello che sta succedendo e dalla piega che purtroppo sta prendendo anche un'istituzione come la scuola. A breve ci sarà il nuovo film di Claudio Bisio con la partecipazione di Rocco Hunt, che parla proprio di questa scuola 2.0. È pur vero che la scuola andrebbe forse rinnovata proprio come istituzione, dovrebbe inserire forse delle materie pure che possano essere più vicini alla società di oggi, materie come magari videomaking, come radiofonia o cose simili. Ma prima di ogni materia che va studiata, prima addirittura di andare a scuola, la prima scuola sono proprio i genitori. E scusatemi se mi permetto di nuovo, perché io veramente mi viene da vomitare a vedere a sti guaglioni che fanno queste cose nelle scuole, perché ragazzi, per comandare il mondo non c'è bisogno di essere bulli. Abbiamo l'esempio di Zuckerberg che comanda il mondo, è un cervellone, non mette in mano un gol a nessuno. Però la prima scuola resta sempre la famiglia, e la materia che dovrebbe essere studiata di più da figli di merda, da ragazzini che non hanno valori come questi, dovrebbe essere proprio l'ora Epacher Muck. Cari genitori, svegliatevi nel rispetto vostro, nel rispetto dei vostri figli, del loro futuro, ma soprattutto nel rispetto di una società che circonda i vostri figli. Non li guardate sempre come bambini, tanto una
o a 15 anni o a 36 anni, sia una luto rimane.